A Gerusalemme ora, dove è stato un venerdì di violenze e scontri tra manifestanti palestinesi e polizia israeliana sulla spianata delle moschee, sono oltre 100 i feriti. La corrispondente Maria Gianniti. Lancio di pietre contro lancio di lacrimogeni e bombe assordanti. La spianata delle moschee, nel cuore della città vecchia di Gerusalemme, questa mattina all'alba è diventata un campo di battaglia. 150 i feriti tra i palestinesi, feriti anche alcuni poliziotti israeliani, 500 arrestati. Solo nel pomeriggio la polizia decide di rilasciare i ragazzi sotto i 14 anni. I fedeli musulmani in mattinata arrivano in massa per la preghiera del secondo venerdì di Ramadan, ma ci sono momenti di caos quando gli agenti non permettono loro di passare perché arrivano le processioni della Via Crucis. Sfila la croce, sfilano i cristiani tra imponenti misure di sicurezza. Da Gaza, Hamas minaccia: se tutti i prigionieri non verranno rilasciati, se le operazioni militari a Jenin non si fermeranno, riprenderemo con il lancio di razzi verso Israele. Sono ore di mediazione per evitare che la situazione possa degenerare. In tutte le città della Cisgiordania ci sono stati scontri. Una giovane palestinese è stata arrestata a Haifa dopo aver ferito lievemente con un coltello un israeliano. La Via Crucis, momento di raccoglimento importante nel venerdì di Passione, è tornata a Gerusalemme in un clima incandescente. L'economia con i riflessi della guerra in Ucraina.